J'appelle Silvia Del Negro et Marco Anster. Si deve tenere. Buongiorno, ci scusiamo anche noi di non usare il francese, giustificandolo forse dal fatto che la nostra relazione forse è quella più eccentrica rispetto alle altre, nel senso che osserviamo il franco-provenzale in un contesto però chiaramente di confine e anche dal punto di vista di un'altra lingua di minoranza che si trova sia in Piemonte sia in Val d'Aosta. Ci interesserà qui il caso della minoranza in Val d'Aosta, cioè della minoranza Walser, quindi di tipo alemannico, di cui diremo poi qualcosa fra poco. Quindi la nostra prospettiva è quella di osservare una varietà di franco-provenzale in una situazione di contatto piuttosto particolare e lo vedremo in prospettiva, nella prospettiva, possiamo dire, della linguistica storica, comunque del mutamento linguistico, osservandolo dal punto di vista della stratificazione del lessico, quindi dal punto di vista, possiamo dire, dei prestiti e di come i prestiti ci possano dare una finestra per studiare quello che è un insediamento piuttosto particolare all'interno anche di questa regione che è già molto complessa. E inoltre in questo contributo noi vorremmo in qualche modo testare, verificare l'utilità, l'importanza di utilizzare metodi anche quantitativi in questo settore della linguistica, se questo può essere usato come metodo euristico, quindi di comprensione sempre di una situazione particolarmente complessa, quindi di misurare, di verificare le distanze reciproche tra comunità che geograficamente sono tutte contigue, ma in realtà presentano delle distanze di contatti abbastanza diverse. Allora, la regione nella quale ci troviamo è un'area di contatto storico fra il mondo germanico e il mondo romanzo in area alpina. È un'area, in generale quella alpina, per il contatto germanico-romanzo estremamente complessa e stratificata già dall'antichità. Molto brevemente, da una parte per vari tipi di sostrato prelatino e anche pre-indoeuropeo che in qualche modo hanno segnato le lingue presenti sul territorio. Pensiamo ad esempio al sostrato celtico, fondamentale per questa area, e poi per le influenze che ad esempio il latino ha avuto sulle lingue germaniche di area alpina, quindi quelle che hanno dato origine poi ai dialetti Walser, e dall'altra parte le varietà parlate in romanze, quindi gallo-italiche e gallo-romanze parlate in questa zona delle Alpi, anche hanno avuto forti influenze invece germaniche in epoche successive. Quindi tutto questo per dire che non è facilissimo poi discernere la direzione e il tipo di stratificazione nel lessico in varietà di questo tipo. Per andare nello specifico finalmente, l'area che ci interessa descrivere è la parte alta della Valle del Lys, che è la valle più orientale della Val d'Aosta, immagino la maggior parte di voi la conosce, che riguarda tre comunità, le due comunità alemanniche di Gressonei e di Sime. In realtà Gressonei è composto poi da due comuni e sempre in questa Valle del Lys troviamo la comunità invece franco-provenzale di Gabi, che forse riesce a far vedere con questo non si vede niente. Vabbè, quella in mezzo tratteggiata in altro modo. Allora, le comunità... sì, sono perso un attimo. Allora, le comunità Walser sono le comunità Walser della Val d'Aosta e anche del Piemonte sono frutto di migrazioni in epoca medievale di coloni alemannici, quindi di provenienza dalla Svizzera tedesca, che sono scesi a sud delle Alpi e si sono insediati. L'aspetto interessante della Valle del Lys
è che le migrazioni valser sono, i due insediamenti valser sono di tipo abbastanza diverso. Abbiamo l'insediamento principale dal punto di vista numerico. Sto andando molto avanti? Sì, giusto. Bene, comunque, bene, allora l'aspetto, scusate, un attimo di coordinamento. Allora, questa situazione particolare nella quale abbiamo un contatto da una parte del tedesco, quindi dei dialetti valser, del franco-provenzale, a contatto col piemontese più che altrove in Val d'Aosta, perché ci troviamo sul confine. A contatto con la Svizzera in realtà non davvero, perché il contatto con la Svizzera tedesca, col Wallis, che vediamo lì, in realtà lì dovete immaginare il Monte Rosa, il ghiacciaio, quindi un contatto relativo, mettiamo. E poi contatto con altre varietà valser, che sono ad esempio quella di Alagna, che si troverebbe lì alla destra di Gressonei. Benissimo. Ok. Notoriamente questa zona viene considerata una zona di minoranza di secondo ordine, si dice di secondo ordine nel senso che è una doppia minoranza quella valser in Val d'Aosta, in quanto si trova una minoranza tedesca all'interno di un territorio che già di per sé una minoranza franco-provenzale all'interno di un contesto più ampio italo-romanzo, quindi con italiano e piemontese poi come lingua bassa del repertorio. L'aspetto però più interessante è che in questa minoranza, diciamo, di secondo grado, più che di secondo grado, dobbiamo inserire una complessità maggiore, perché dentro nella minoranza valser della Val d'Aosta si inserisce la comunità di Gabi, che di fatto è un enclave, quindi che fa un terzo livello, perché si inserisce proprio a metà della comunità valser. Se vogliamo esagerare ulteriormente, all'interno della comunità di Gabi, storicamente, si trovava un piccolissimo insediamento di tipo valser, quindi un enclave, in un enclave, in un enclave, in un enclave. È quella che abbiamo chiamato un effetto matriosca, cioè una bambolina dentro nell'altra, dentro nell'altra, dentro nell'altra. Però come vedremo questo modello poi non è la realtà dei fatti, guardando i dati. Adesso molto velocemente vediamo. Questi sono gli insediamenti valser nelle Alpi, a sud delle Alpi. Possiamo dire che se la Valle del Lis è il punto più orientale rispetto al cioè si pone proprio sul confine orientale del franco-provenzale, viceversa la Valle del Lis è il punto più occidentale degli insediamenti valser, quindi siamo proprio in una piccola cerniera tra queste due grosse minoranze linguistiche. Va bene, velocemente. Ok. Fino adesso abbiamo parlato di minoranza valser in Val d'Aosta come di un gruppo compatto. In realtà le comunità di Gressonei e di Sime, che erano i due blocchi entro il quale si inserisce il franco-provenzale di Gabi, sono piuttosto diversi. La comunità di Gressonei è una comunità abbastanza, nel passato abbastanza compatta, molto orientata verso la germanofonia, possiamo dire, verso il tedesco, e quindi e che anche per i contatti che ha intrattenuto, soprattutto con la Svizzera tedesca e con la Germania, in qualche modo ha mantenuto una compattezza, possiamo dire, etnico-linguistica maggiore. Soprattutto si è insediata in Val d'Aosta in un territorio che non era precedentemente abitato, quindi alla testata della Valle del Lis, che sappiamo è chiusa dal ghiacciaio poi del Rosa. La comunità di Sime invece, questo disegno non felicissimo, forse dovrebbe rappresentare quello che anche per anni il nostro amico e collega Michele Musso ci ha insegnato, cioè l'insediamento di Sime si è inserito a pettine all'interno di una comunità già presente, che era la comunità franco-provenzale di Gabi, già preesistente all'insediamento valser. Questo insediamento è stato... come la toponomastica ancora adesso ci dice, ci testimonia, è stato un insediamento a pettine, cioè all'interno. Questo a lungo tempo, fino al 1950, ancora la comunità di Sime e di Gabi era un'unica comunità amministrativa, bilingue, cioè dove le due comunità erano in realtà separate, però dal punto di vista amministrativo più generale era un'unica entità. Dagli anni 50 in avanti
i comuni si sono separati, quindi e quindi abbiamo una polarizzazione delle comunità, una più verso il tedesco, l'altra verso il franco-provenzale, e grazie. E, naturalmente dobbiamo ricordare sullo sfondo però un contesto che è quello poi dell'italofonia e quindi anche del piemontese, che in qualche modo fa da sfondo e quasi da trait d'union tra il tedesco e il franco-provenzale. Dall'altra parte invece Gressonei è continuato a essere Gressonei, cioè è continuato ad essere un comune germanofono con l'italiano sullo sfondo che diventa sempre più forte in qualche modo. Quindi si tratta di una situazione chiaramente molto diversa. Adesso, visto lo sfondo, molto brevemente iniziamo a presentare i dati che abbiamo analizzato. I dati sui quali abbiamo lavorato provengono da una raccolta lessicale che è stata fatta, è in corso in questi anni all'interno della comunità franco-provenzale di Gabi, con un lavoro molto bello dal basso, dove le persone si trovano e stanno raccogliendo il lessico per un dizionario locale. Allora, grazie al lessico raccolto in queste occasioni, abbiamo lavorato abbiamo compiuto la nostra ricerca. Quello che ci interessava verificare era in una prima battuta ragionare sulla stratificazione lessicale del lessico di Gabi e in una seconda battuta, di cui poi dirà di più Marco, andare a vedere quanto di questa stratificazione costituisce in realtà un lessico condiviso, come diceva prima Riccardo Regis, in una specie di microscopica Sprachbund, cioè all'interno della Valle dell'Is abbiamo una piccola area linguistica che condivide un mondo culturale, il mondo anche dell'agricoltura, ma non solo, e un mondo linguistico che ha tutto un settore del lessico che può essere in parte condiviso, ma diremo poi fra pochissimo. Allora, per questo lavoro abbiamo innanzitutto abbiamo estratto in modo casuale, quindi usando un sistema che ci permettesse di estrarre del tutto casualmente, ciecamente, all'interno di una lista più ampia, 100 lessemi, in realtà poi 102 lessemi dell'ambito dell'agricoltura raccolti nel contesto di Gabi. Questi lessemi sono stati poi divisi a seconda dello strato, con le notevoli difficoltà a cui in parte ho accennato prima, che adesso ancora magari riprendo un secondo, in parole, in lessemi che abbiano come strato, quindi come etimologia, un'etimologia chiaramente romanza, indipendentemente che siano parole di chiara etimologia, diciamo latina, come può essere trifula per patata, ma anche parole come bren, che vuol dire crusca e che assomiglia fra l'altro la parola casualmente alla parola inglese, ma che noi etichettiamo come romanza in quanto è un gallicismo entrato poi nel gallo romanzo. E la crusca, giusto? E quindi tutte queste due parole, pur avendo un'etimologia poi alla fine diversa, sono state etichettate come romanze, mentre sono state etichettate come germaniche tutte le parole all'interno del lessico di Gabi che potessero avere un collegamento col germanico, ma non necessariamente col germanico antico, ma col germanico di contatto poi recente, quindi con il valser. E un esempio è questo di Röhr, che con chiaramente collegamento al tedesco, ad esempio Rohr, cioè tubo, tubicino, che però significa tarassaco. Dente di leone. Ok. Allora, chiaramente una stratificazione sì. Allora, se noi osserviamo la varietà franco-provenzale se noi osserviamo il franco-provenzale di Gabi, ad esempio leggendo un testo, è chiaramente una varietà romanza sotto tutti gli aspetti. Se noi osserviamo il lessico, continua a essere chiaramente una varietà romanza, soprattutto per come poi è la resa morfologica delle parole, ad esempio in parte anche fonetica, però se andiamo a guardare lo strato, cioè la stratificazione lessicale, ci accorgiamo che abbiamo una percentuale non del tutto irrilevante, preso un campione qualsiasi X casuale di lessico, di un 12-13% di parole germaniche, ma nel senso di germaniche in qualche modo recenti o possibilmente di prestito relativamente recente. Ma questo non è la fine della storia. Volevamo vedere di queste parole, quante di queste 100 parole in qualche modo erano possibilmente condivise tra le varietà valser e
queste e il franco-provenzale che avevamo preso, quindi quali di queste parole di Gabi erano condivise anche ai Sime Gressonei, e ancora dividerle. Allora ovviamente la condivisione qui abbiamo a che fare con numeri molto bassi, in questo caso erano quindi 27 mi sembra che abbiamo calcolato, e possiamo vedere che le parole di Gabi che sono condivise sia dai Sime sia da Gressonei sono prevalentemente, per questi piccoli numeri, di tipo germanico, di tipo tedesco, mentre le parole di Gabi condivise solo con il Sime chiaramente sono più, cioè chiaramente vediamo chiaramente una netta preponderanza per parole di origine romanza. Quindi Gabi insieme ai Sime sembra propendere per il romanzo, Gabi insieme ai Sime Gressonei propende per il germanico. Gressonei da solo, una sola occorrenza, e una sola occorrenza di condivisione dove da solo Gabi e Sime è di tipo romanzo, poi vedremo. Ovviamente questi dati sono troppo bassi, ma abbiamo capito che era qui il punto interessante, cioè vedere cosa c'era di condiviso tra questi tre dialetti o di non condiviso e di come poteva essere attribuito ai due diversi strati, e di questo. Sì, aggiungo solo un attimo, e anche capire la direzionalità. Perché chiaramente in un sistema come quello che abbiamo visto all'inizio, in cui a scatole cinesi abbiamo il dominio romanzo che circonda tutta questa area, già il fatto che si vedano una condivisione di questo tipo, cioè quindi l'elemento tedesco che entra nel lessico di Gabi ed è condiviso con le comunità adiacenti, indica che, che questo inscatolamento chiaramente fa sì che sia significativo per la comunità di Gabi, perché una parte del suo lessico viene presa dalla la scatola immediatamente superiore, e non soltanto che il dominio romanzo più generale penetra sulle comunità invece di tipo germanico-valser, dove comunque vediamo il dato, anche queste subiscono questo influsso. Abbiamo dunque preso, rispetto a questa lista, che era una lista casuale appunto di un lessico in realtà limitato all'ambito appunto dell'allevamento e dell'agricoltura, abbiamo preso una lista che invece era vincolata su un tratto, ed era il tratto proprio della comunanza orizzontale di un lessema nelle diverse comunità che abbiamo presentato. Questa lista era comunque tuttavia una lista di parole presenti a Gabi, per cui è doppiamente vincolata. Quindi ad un primo livello sono parole comunque presenti nella varietà franco-provenzale di Gabi. Secondariamente sono le parole presenti nella varietà franco-provenzale di Gabi e che hanno sostanzialmente che appartengono a questo gruppo, cioè appartengono alle parole che sono condivise con entrambe le comunità valser della Valle del Lys o con almeno una di esse. A partire da questa lista abbiamo di nuovo fatto una classificazione, innanzitutto per quanto riguarda la comunanza e secondariamente per quanto riguarda lo strato, per capire nuovamente la direzionalità di questo influsso, se c'era un influsso preponderante nel momento in cui c'è la comunanza o se l'influsso invece è sostanzialmente bidirezionale nuovamente. E abbiamo trovato una serie di pattern di comunanza, cioè di schemi di comunanza, che vediamo qui elencati, esemplificati. Per fare un'analisi poi quantitativa dovevamo semplificare questo tipo di modello di comunanza in 1 e 0, quindi questo e questo sono risultati essere i pattern, gli schemi di comunanza più frequenti, e corrispondono a lessemi che troviamo a Gabi, Niel, Issime e Gressonei. Questo, che è l'altro schema più frequente, invece
accomuna Gabi, Niel e Issime, e invece non accomuna Gressonei, che presenta un altro lessema per quel significato. Sono tutti comunque schemi di comunanza basati sostanzialmente su una prospettiva di tipo onomasiologico, nel senso che si parte da un significato e si vede come questo significato assume diversi segni per essere trasmesso. E, diciamo, questo è solo per il pattern. A questo si somma la definizione dello strato, quindi. L'identificazione dello strato, comunque, diciamo, abbiamo già visto in precedenza che non è semplicissima. L'identificazione della comunanza lo è ancora meno, perché, ad esempio, in un caso come questo, del verbo per affogare, noi abbiamo che tutte le varietà nella microarea hanno lo stesso lessema di origine germanica, che però nel caso di Gabi e Niel è piuttosto cioè, difficile da riconoscere, perché, diciamo, anche pronunciandolo questo sarebbe Artenier, però si può diciamo, ricostruire che questo sia sostanzialmente lo stesso, la stessa radice lessicale che troviamo a Issime e a Gressonei, dove abbiamo Artringen e Ertringe, che corrispondono al tedesco Ertrinken. Chiaramente la R che noi vediamo qua, secondo la pronuncia locale, diciamo, esatto, viene pronunciata come una H, e però si può riconoscere come lo stesso elemento che abbiamo invece nell'issimese nel gressonaro invece come R. Va detto che in alcuni parlanti issimesi pronunciano questa R anche come H, per cui potremmo trovare un issimese che pronuncia questo come Achtringen. Diciamo, ho delle registrazioni di questo. L'altro caso appunto di schema di comunanza molto frequente è questo, dove abbiamo lo stesso lessema condiviso da Gabi, Niel e Issime e non condiviso invece da Gressonei. Questo esempio è particolarmente interessante perché nel caso appunto di seggiola per bambino abbiamo un termine di origine germanica a Gabi, Niel e Issime, affine al tedesco Setzen, quindi abbiamo Setzi, che sarebbe sostanzialmente un diminutivo, Setzi, Setzie, Setzi, assolutamente, diciamo, tedesco, germanico, e a Gressonei abbiamo un Carieli, che è di nuovo un diminutivo, dall'essema presente a Gressonei ma anche a Issime, Cariu, e questo Cariu invece è un prestito romanzo, perché è analogo diciamo, al piemontese Caria, diciamo, forse non il piemontese più diffuso oggi che a Cadrega, però è al piemontese, ma credo sì, e anche in franco-provenzale, quindi diciamo, ecco, ad esempio. No, ma assolutamente infatti questo indica anche i problemi che sollevava anche Regis riguardo alla difficoltà di identificare l'origine di alcune, diciamo, di alcune provenienze. In questo caso, questo è un caso assolutamente oscuro, cioè noi abbiamo la situazione per cui a Gressonei sedia si dice, cioè si usa un lessema di origine romanza. Da dove provenga è del tutto è tutt'altra cosa capirlo. Ora, sulla base di uno schema di questo tipo, diciamo ripetuto per tutte le ripetizioni dei modelli di comunanza che noi vediamo qua, abbiamo costruito
una matrice di distanze calcolata con la Hamming distance, che diciamo la Hamming distance dovrebbe essere applicata su diciamo su delle collezioni di dati che non sono diciamo biased come la nostra, perché la nostra comunque erano dati presi all'interno del lessico di Gabi. Quindi diciamo la matrice di distanze che noi otteniamo esclude diciamo, le distanze tra Gabi e Niel e le distanze tra Issim e Gressoney, che non potrebbero essere valutate in maniera affidabile. È però affidabile la distanza tra Gabi e Issim, Gabi e Gressoney, Niel e Issim e Niel e Gressoney. E vediamo che abbiamo le maggiori distanze rappresentate sostanzialmente dal lessico di Gabi o Niel confrontato con Gressoney rispetto alle distanze sempre in questo sottogruppo di comunanze, chiaramente, perché ovviamente abbiamo comunque due gruppi di parlate che attingono in modo maggioritario diciamo, ai propri strati, diciamo, tradizionali, quindi quello germanico per Issim e Gressoney e quello romanzo per Gabi e Niel. Però all'interno delle corrispondenze abbiamo che quando si tratta di considerare il lessico condiviso tra queste 4 comunità, in particolare quello che troviamo nella varietà di Gabi, il modo in cui questa condivisione di lessico si può osservare nei dati, avvicina Issim a Gabi e Niel e allontana Gressoney. Diciamo, va aggiunto che questo in generale non sorprende, considerando il fatto che su altri lavori che abbiamo fatto invece partendo dal Walser, quindi considerando il lessico invece delle comunità Walser, tra cui Issim e Gressoney, si vede come la quantità di lessico diciamo di provenienza esterna romanza e la quantità di lessico invece di provenienza germanica per Issim è più alto rispetto a Gressoney. Quindi Gressoney risulta anche da una considerazione interna più conservativo dal punto di vista lessicale, mentre Issim risulta più innovativo. Passando alle conclusioni, quello che possiamo vedere dai dati che abbiamo mostrato è che si ha sostanzialmente una bidirezionalità nel caso dell'integrazione dei prestiti, cioè dell'acquisizione di prestiti. E questa bidirezionalità può essere esemplificata anche da un punto di vista non quantitativo ma qualitativo da esempi di questo tipo. Allora, questi sono esempi in cui vediamo prestiti che provengono o dal germanico verso il romanzo, quindi che si trovano a Issim e Gressoney ma che sono di origine germanica e che vengono anche riscontrati a Gabi e Niel, ma anche nella direzione inversa, cioè esempi di le semiromanzi che vengono presi a prestito nelle comunità, nelle varietà alemanne di Issim e Gressoney. Abbiamo questo parallelismo per cui i femminili di una certa classe di flessione delle due varietà alemanne vengono presi a prestito come femminili e integrati in una classe che non somiglia fonologicamente a quella di origine. Cioè, avendo a disposizione
una classe, ad esempio, maschile che somiglia a quella, diciamo, delle parole che vengono prese a prestito, quindi terminante in U o O. Le varietà romanze invece riconoscono che questi sono dei femminili e li integrano in una classe di femminili che però fonologicamente deviano ed escono in A. Allo stesso modo le comunità alemanne prendono a prestito femminili in A, riconoscendoli come femminili e integrandoli nella classe dei femminili, questa volta però fonologicamente deviante dal prestito, in U. E questo è una dimostrazione, diciamo, da dati di tipo qualitativo di una capacità e quindi probabilmente di un bilinguismo delle popolazioni che, va notato, coinvolge anche Gressonei, nonostante il fatto che possa essere più conservativo. Sì, adesso qua abbiamo, questo è un esempio di Gressonei, Geru, coinvolge anche Gressonei e indica appunto la capacità di analizzare un prestito, smontarlo e rimontarlo in maniera diciamo adeguata alla struttura del lessico di destinazione. Il secondo livello delle conclusioni è quello che, tornando alla nostra cartina iniziale, abbiamo sostanzialmente dei rapporti probabilmente di astrato più rilevanti nel caso di Issime e Gabi, mentre per quanto riguarda, per il fatto che vediamo anche una maggior corrispondenza dei lessemi e di questi pattern che abbiamo visto tra Issime e Gabi, mentre è probabile che nel caso di Gressonei si possa pensare ad un più generale rapporto di superstrato con l'ambito romanzo circostante, sempre sulla base del fatto che i tipi di comunanza che si riscontrano, gli schemi di comunanza, in molti casi escludono Gressonei mentre includono Issime. Diciamo, questo va un minimo forse moderato rispetto al fatto, moderato o forse anche diciamo ancora più sottolineato dalla presenza di casi in cui tutte e quattro le varietà presentano un certo lessema, magari di origine germanica, e tuttavia questo lessema ha significati diversi, per cui abbiamo a Gressonei un significato più vicino al significato originale di tipo germanico e una deriva semantica che invece caratterizza questo prestito germanico nelle comunità di Issime e Gabi, dimostrando ancora di più la comunità tra le due, però in un certo senso anche la disponibilità di termini alemanni in maniera anche più massiccia di quello che e dunque di comunanze nello stock lessicale anche più massiccia di quella che viene fuori dai dati. Questo ci porta a rivedere il nostro schema Matrioska in una maniera un pochino, cioè, diciamo, corrispondente a questa conclusione relativa alla presenza di un rapporto di adstrato e superstrato, con questo tipo di inscatolamento in cui il rapporto tra Issime e Gabi non è più di inscatolamento diciamo di Gabi all'interno della più ampia comunità Walser tedesca, ma di una maggior comunanza che poi è anche appoggiata su ragioni di tipo storico e di comunanza dal punto di vista amministrativo e così via, per cui diciamo si può rivedere lo schema in questo modo. E vi ringrazio e ringrazio anche chi ha fornito gentilmente i dati. Merci Sylvia Del Negro, Marco Anster. Quelqu'un a des questions? Oui?
Sì, avrei una piccola domanda su Gabi, sul toponimo Gabi, perché conosco un comune, un frazione in Alto Valese, vicino al Sempione, che si chiama Gabi, con la I alla fine. Allora, ho pensato, siamo in paese valzer, e ho pensato forse Gabi è anche più o meno valzer, e forse sono valzer che si sono fatti romanizzare. Ad esempio in Savoia, vicino a Chamonix, c'è un comune che si chiama Valorcine, c'è un altro a Sixt, Ferracheval, e ci sono stati valzer e sono stati romanizzati. Non è il caso per Gabi? Siete sicuri? Dato Musso 2017, il toponimo Gabi diciamo, sta comunque in quella parte che tu dicevi essere... diciamo, io non sono un esperto di toponomia, però... Allora, il toponimo Gabi è presente... Ah, scusate. Il toponimo Gabi è presente in Italia, anche in un piccolo paese che è sopra Omegna, che si chiama Campello Monti, e di solito identifica un luogo posto all'interno di due torrenti, come Gabi nella Valle dell'Isse, come Gabi lì, e come penso Gabi anche sul passo. Probabilmente potrebbe derivare da Gab, cioè da divisione, da forchetta, Gabel, potrebbe, l'etimologia non la si conosce, certamente si è verificato questo, cioè si è verificato il fatto che sta sempre fra due torrenti, però questo non c'entra con il fatto che Gabi è romanza, rimane romanza e non ha avuto un passaggio al franco-provenzale, ecco, in questo al Valser, sì, scusate, al Valser, quindi in realtà la commistione fra Issime e Gabi è dovuta al fatto che Gabi, cioè il territorio di Issime, era abitato da una popolazione romanza e ha avuto all'interno una comunità tedesche alemanne. Ringraziamo per la risposta che non... No, diciamo, chiaramente l'ambito della toponimia è un universo nel quale io sinceramente non metto molto il naso. È molto complicato perché comunque, diciamo, si è detto prima che Gressonei è una comunità che si insedia in un'area che non era precedentemente abitata. Allora, è vero e no, nel senso che anche Gressonei è un insediamento in un'area in cui non c'erano insediamenti permanenti, però i nomi, lo stesso Gressonei o altri tipo Valdobbia e così via, sono toponimi che sono sicuramente precedenti all'arrivo dei Valser e quindi sono il modo in cui quella zona veniva chiamata almeno dagli occupanti stagionali, quindi da chi andava su a portare le mandrie d'estate, è stato assunto da occupanti che però stavano lì tutto l'anno e poi hanno usato un ulteriore, cioè hanno generato toponimi in maniera massiccia e hanno coperto il resto del territorio. Diciamo, è una questione anche di granularità da questo punto di vista. Comunque non posso dare una risposta definitiva su Gabi, questo è... Però non è come Vallorsini, questo posso Sì, dire. sì.